Ciao a tutti ragazzi, sono KiteStar98 e in questo video apriremo 3, 2, 1 e 3, quindi 5, 6, 7, 8, 9 buste di Yu-Gi-Oh! 3, il ritorno di due lampe, 2, i svegli degli abissi, una onda adulto fotonica e 3 battle pack. Ok, andiamo con il ritorno del duelante, praticamente quasi metà box, però tutte differenti. Eccola qua. Abbiamo cronomalia, macchina maglia, ingranaggia un acceleratore, trance, lo spadaccino magico numero 91 01 scintilla. No, la ultimate non la do. Sfidante eroico spada scudo, generazione forza, attacco impenetrabile, spada castigo eroico e eco mistico della foresta. Seconda, ritorno del duelante. Abbiamo spada castigo eroico, cronomalia Moai, cronomalia tecnologica, cronomalia tavoletta occhio della piramide, innamorato della profezia, metodi di Stonehenge, dispositivo di fuga obbligatorio, piccola truppa, ingranaggia nazionale, raro. Vedete? Ultima espansione, ritorno del duelante. Scusate, c'è stato un imprevisto. Vedete la telecamera. Cronomalia macchina maglia, cronomalia jet dorato, sfidante eroico Spartan, piccola truppa, luce della regina galattica, Ima Iruka, libro di magia del potere, spada castigo eroico e attacco impenetrabile. Scusate, c'è stato un altro imprevisto, hanno chiamato, cioè, aspettate, me le sistemo. Eccolo qua. Prima il sveglio degli abissi. Questa qua mi deve portare fortuna, almeno. Ecco qua. Abbiamo imperatore della profezia. Ecco qua. Le mura della città dimenticata. Se sentite una voce, quello là è mio fratello che litiga col padre. State tranquilli. Gesto finale, deflettore magico, Acciaccio Ciambara, Toro delle Lame, Abisso Scaglia del Kraken, Mog Talpa e Biglietto Magidolce. Biglietto Magidolce. Andiamo. Ultima espansione del Sveglio degli Abissi. Ecco qua. Super? No. Foil o super, non lo so. Super. Ignobile cavaliere del Neo Loudline. Super. Credo. Aspettate. C'ho spazio. Super. Inquinatore della mente. Storico della profezia, drago marino meccanico Plesion, Ipsis estremo, veste araldica falco di Berner, Monk Talpa, Toro delle Lame e sfidante eroico sorvegliante notturno.
onda d'urto fotonica. Questa qua sembra abbastanza dura e massiccia. Abbiamo cervello fotonico, come vedete, appiccica squalo, roditore spaventoso, spadaccino pungente, ghiandino, Evo miracolo, maglia a specchio, vigilanza del campione, attacco incrociato. Dio mio. Un bottino di carte, un bottinetto di carte rare, una ultimate e una super. Andiamo battle pack alba epica. Aspettate, non riesco ad aprirla. Scusate un attimo, ma aspettate un attimo, devo fare una piccola cosa. Oh, scusate un attimo, ho un'altra di nuovo. L'ho detto perché non riuscivo ad aprirla e così me la sono fatta aprire da mio fratello. Ed eccola qua, aperta. Aperta da mio fratello. Troviamo Cavaliere, gemma perla. Però, visto che Xyz la mettiamo da parte. Incubo Tebano, Moscerino Rumoroso, Tetto Combinato e Ira Divina Starfoil. Non so se si vede. Sì, si vede. Di sicuro si potrà vedere. Seconda Battle Pack. Cosa qua sono riuscita ad aprirlo. Gods, l'emissario dell'oscurità, scritta in rilievo. Libertà finalmente. Siepe guardiana. Mangia livello e tornado di polvere Starfoil. Mai vista. Ultima bustina delle 9. Alba epica. Questa qua sembra portarmi bene. E guida tu dal mondo sotterraneo. Incredibile, ragazzi, scritto a rilievo là. Signore dei vampiri, mostro cancello, thriller tempesta di Etaqa, scritto in inglese là. Il nome, vedete? Allora, lo vedete? Windstorm of Etaqa. Ecco qua. Starfoil. Ok, ragazzi, abbiamo aperto queste fantastiche 9 bustine, 3 ritorno del duellante, 2 risveglio degli abissi, una onda d'urto fotonica e 3 battle pack alba epica. In ogni bustina battle pack alba epica abbiamo trovato una carta trappola Starfoil più cavaliere una abbiamo trovato. Allora 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 42, 42, 51, 52, 53, 54, 55 carte comuni. Poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rare, 2 scritte rilievo, le altre dorate, argentate, quello che è. Una rara Xyz, una Ultimate, numero 91,
drago tuono scintilla e una super o foil, non lo so quello che è. Ragazzi, abbiamo visto le bustine di Yu-Gi-Oh! Che ho comprato apposta per voi. E questo è tutto, ci vediamo al prossimo video e il prossimo video o saranno bustine o sarà il pacco da Card Game Club, però manca ancora molto a Card Game Club, siamo a gennaio, a marzo lo dovrà prendere e ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti.